Porcizia e degrado attanagliano la zona del cavalcavia Dalmazia da ambo i lati. Erba non sfalciata, ramaglie che sporgono, sporcizia, pali rotti e di notte i led blu che contraddistinguevano l'opera sono ormai quasi tutti bruciati. Continua il nostro viaggio attraverso una Padova che non riusciamo più a riconoscere. La poca cura con cui viene trattato il verde pubblico da questa nuova amministrazione non è certo all'altezza di una città da 210.000 abitanti. È vero, e bisogna dirlo, che l'amministrazione si è instaurata da poco, ma certamente il fatto che per il verde sia già stato indetto un tavolo straordinario che, come in questo caso, non ha risolto nulla, fa pensare. In questa zona oltretutto sorge anche una colonia felina protetta, ma sembra che durante la giornata anche i gatti preferiscano emigrare. Infine ricordiamo che qui, a ridosso del cavalcavia, poco più di un mese fa, fu rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione, che a causa delle ramaglie non era stato possibile individuare prima. Fisher Channel News, Padova.